I got a feeling. 8 ore di gara, cappellino ed acqua a fiumi. Sono le prove multiple, massima espressione dell'atletica leggera che per la categoria cadetti propone ostacoli, alto, lungo, giavellotto e 1000 metri per i maschi, 600 per le cadette. Gli ostacoli secondo me sono la base come corsa coordinata, quindi sono fondamentali. Poi ci sono i lanci e i salti, quindi c'è una completezza che alla fine ha una sua conclusione con una prova lunga e quindi ricerca per questa età tutte quelle che sono le caratteristiche che dovrebbero essere portate avanti. A Rosà tutti in pista per il campionato regionale di società prove multiple cadetti. Straordinaria la partecipazione con un centinaio di atleti che hanno sfidato tempi e misure dalle 10 del mattino alle 6 di sera. Rosà, in quanto insignita lo scorso anno del titolo Città Europea dello Sport, è orgogliosa di poter avere impianti che ospitano questo genere di manifestazione. Finalmente i tecnici hanno capito l'importanza di questa disciplina, delle prove multiple, quindi della polivalenza, nel momento dell'avviamento all'atletica leggera, che non deve essere un avviamento alla specialità, ma un avviamento a creare le basi per una futura scelta oculata della specialità e una specializzazione che deve essere proiettata negli anni futuri dalla categoria allievi a juniores in poi. E la società che più di tutte ha raccolto è l'Atletica Insieme New Foods Verona, sul podio sia al maschile con il primo posto regionale che al femminile con uno straordinario secondo posto, un successo che non giunge a caso. È già 3 anni che puntiamo moltissimo sulle prove multiple, le riteniamo una specialità fondamentale perché sono importantissime affinché i ragazzi si creino un bagaglio coordinativo che si potranno poi anche in futuro, diciamo. Quindi lo facciamo con tutti, con i nostri corridori, quelli veloci, con i nostri mezzofondisti. Crediamo molto insomma nelle multiple noi. A questa età, questa specialità è quella che fa crescere l'atleta sotto tutti i punti di vista, sia tecnico sia mentale. Quindi dovrebbe essere l'input, lo stimolo per tutti i tecnici per continuare su questa strada. Quando questi atleti diventeranno allievi, le prove multiple non saranno più 5, bensì 10 per i maschi e 7 per le allieve. È qui che molti dei cadetti decideranno di proseguire concentrandosi su una singola specialità. Fra i primi classificati a Rosà a livello individuale c'è però un atleta che non fa mistero della propria passione per le prove multiple e anzi continuerà anche in futuro. È Maria Elena Agostini, prima con 4.259 punti e terza nella classifica di società con la sua Libertas Samp. Le multiple mi piacciono un sacco perché mi piace poter fare tutte le specialità, dato che adoro l'atletica in generale, quindi spero di portarle anche al Criterium questa gara. Sono partita con gli ostacoli che non erano andati proprio benissimo, poi l'alto ho eguagliato il mio personale, sono quasi riuscita a fare il 58, quindi sono partita un po' più energica per la gara dopo, che era il giavellotto, che era la gara in cui speravo di più. Non è andata proprio al massimo, però vabbè, insomma, risultato discreto. E il lungo sono stata più o meno sulle mie misure, la sorpresa è arrivata invece sui 600, non mi aspettavo, ho fatto un buon tempo, sono contenta soprattutto di quelli. A vincere la classifica di società al femminile sono le Fiamme Oro trascinate da Joy Spinello, seconda individuale alla sua prima apparizione nelle multiple. Molto contenta perché anche l'altra volta, cioè le altre prove multiple non le avevo fatte, quindi è la prima esperienza sulle prove multiple, quindi sono contenta. Mi piacerebbe andare agli italiani con i 300 ostacoli, però non so, o con gli ostacoli comunque, o con gli 80 o con i 300. Se Joy Spinello agli italiani si concentrerà sugli ostacoli, la terza individuale, Beatrice Fiorese, non rinuncerà al salto in lungo, anche se rimane elevato il fascino del pentathlon. Le prove multiple piacciono un sacco, perché appunto fai 5 gare in una giornata, arrivi, fai la fine dei 600 e sei sfinita, però cioè, sei contenta di aver finito bene o male, comunque con tutta la fatica che hai fatto ti senti anche soddisfatta. Vorrei consigliare ai ragazzi soprattutto più forti di non pensare che dedicarsi a più discipline voglia dire precludersi dei buoni risultati in una singola disciplina, perché molte volte la maggior parte dei ragazzi che passano dalle prove multiple alla disciplina singola lo fanno perché hanno un grosso risultato in quella e pensano che dedicandosi solo a quella riescano a fare un gap enorme. E invece purtroppo, e noi abbiamo la riprova di tante persone, questo gap poi non c'è. Silvia Dalla Piana è una delle voci autorevoli e testimonial del Veneto delle multiple.
Assieme a lei, a Rosà, c'era anche Elisa Trevisan ad elargire consigli ai giovani cadetti. Provare con le prove multiple, di insistere, perché secondo me poi anche nella specialità singola possono eventualmente riuscire a migliorarsi ancora di più. Amo questa specialità perché posso mettermi alla prova in tante specialità e il fatto di ogni volta cercare di migliorarmi mi dà soddisfazione. In ambito maschile, dopo il successo della New Foods, troviamo sul podio due società beriche, l'Ovest Vicentino secondo ed il CSI Fiam terzo. A livello individuale è però un bellunese a staccare tutti. Si tratta dell'ostacolista Andrea Triches della Belluno Atletica che per soli 3 punti supera Montresor della New Foods. Sentiamoli. Sono partito bene perché ho quasi fatto il personale per un centesimo, 13,97. Nel lungo mi aspettavo qualcosa di più dato che avevo 5,74 di personale, ho fatto solo 5,38. Nel giavellotto diciamo che mi sono ripreso un po' con il personale di 38 e 35. Nell'alto sapevo che oggi non sarebbe andata bene perché non mi ero preparato a sufficienza e difatti ho fatto soltanto 1,63 e sono un po' rammaricato per questo perché ho 1,72 di personale. Però non ho perso le speranze e ho cercato di giocarmela sui 1000 e per fortuna è andata bene perché sono riuscito a fare anche il personale e a battere il mio compagno Luca Montresor per soli 3 punti, quindi sono molto contento. Però devo fare un buon ringraziamento anche a lui perché è merito suo se ho fatto questo risultato perché mi ha tirato quasi tutta la gara. È stata una gara bellissima, combattuta al massimo, sono partito con il pensiero di divertirmi perché ho appena passato una settimana di infortuni, non mi sono allenato molto, però è stata una gara combattuta, ho fatto 3 personali nei 100 ostacoli, nel lungo e nell'alto 1,69. Questo non me l'aspettavo perché l'ultima volta che ho fatto l'alto è stato a febbraio, quindi è stata tutta una sorpresa anche per me. Terzo fra gli individuali Mirko Cocco, specialista dei 1000 che si scopre però anche un buon pentatleta. Sono stato molto sorpreso nel salto in lungo che ho migliorato di mezzo metro, ho fatto 5,57. Poi gli ostacoli era la prima volta e sono abbastanza contento. Nel salto in alto potevo andare meglio, però ho fatto lo stesso il personale, 1,51, anche se dovrei fare 10 cm in più. Nei 1000 la gara è stata abbastanza buona, ho fatto 3 secondi in più del personale, però è andata benissimo. Stiamo sicuramente evidenziando che chi ha una base solida da questo punto di vista ottiene delle importanti prestazioni quando è più grande. Diversamente c'è l'abbandono precoce, c'è una stanchezza di continuare a fare le stesse cose che magari non rendono come si vorrebbe.